Noi andando all'estero non esportavamo un prodotto, esportavamo un'esperienza italiana, esportavamo la possibilità che a Tokyo uno entrasse 10 minuti, un quarto d'ora in una gelateria di Venezia, di Roma, di Torino, di Respirasse Milano e l'Italia. respirasse l'Italia. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui, con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia a regola d'arte. Nuova puntata di Al Dente, continua il nostro appuntamento che apre le porte di questo ristorante a eccellenze italiane e oggi parliamo di gelati, anzi non solo magari, ma del gelato più riconosciuto ed esportato al mondo, ovvero Grom, e do il benvenuto a Federico Grom ai nostri microfoni. Ben Grazie dell'invito, complimenti per l'environment, il luogo è fantastico, l'introduzione è entusiasta, quindi siamo pronti. Allora, Grom, diciamo che lo conoscono tutti, secondo me, parlando proprio anche di brand, nasce nel 2003 insieme al tuo socio. Com'è nato tutto? Dai, partiamo da lì. Ma allora, Grom innanzitutto è la storia di una bellissima amicizia. Tu hai citato il mio socio, non è solo un socio, è un fratello, un amico, si chiama Guido. Volevo farlo dire a te, infatti. È la persona mancante oggi in questo luogo, ma vi saluta. Grazie. È come se ci fosse. A lui è venuta l'idea. Lui è il goloso. Lui girava a Torino per Lui è il mio cercare... amico, allora. Sì, assolutamente golosissimo. Ma stare coi golosi si impara in fretta a diventare golosi. Ormai è 20 anni e più che siamo insieme come imprenditori. Da amici ci siamo conosciuti durante il liceo. È stata un'amicizia iniziale strana, nel senso che non ci siamo subito piaciuti. Lui pensava che io fossi sfigato, io pensavo che lui fosse uno un po' montato. In effetti lui era montato, io sfigato. Quindi era avevate ragione entrambi. Avevamo ragione entrambi, quindi la simpatia non è stata immediata. No, scherzo, in realtà ci siamo poi conosciuti immediatamente dopo, meglio, durante il militare. Cosa che non si fa più purtroppo, ma noi abbiamo... Il militare l'abbiamo fatto nel 97. Ok. E in caserma ti trovi a togliere le maschere che vesti a quell'età per insicurezza, perché comunque vesti un personaggio che non sei tu, e in caserma un pochino te lo togli perché sei stanco, non ne puoi più, e ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, ci siamo apprezzati, e poi è arrivata anni dopo l'occasione in cui Guido mi disse: proviamo a mettere insieme le nostre rispettive competenze, che non c'erano. Infatti volevo non dire. c'erano. Però c'era tanto ottimismo e tanta fiducia in se stessi, che è un ingrediente fondamentale per fare gli imprenditori, anzi un super io che supera il super. Super io che supera il super. Assolutamente. Lui dice: secondo me, se selezioniamo i migliori ingredienti del mondo, gestendo l'agricoltura, possiamo fare il miglior gelato del mondo. Come mai proprio il gelato? Per golosità, perché lui girava Torino prendendo il singolo gusto dalla singola gelateria per avere il meglio del meglio. Considera che Torino è la capitale del gelato in Italia. Per pura passione, diciamo. Pura passione. Curiosità, Ho scoperto anni dopo che in realtà per la terza media lui si era fatto regalare la gelatiera Simac, mitica. È una roba proprio... E bel ragazzo, biondino, occhi azzurri, un bel ragazzo. Avrebbe fatto successo lo stesso, ma durante chissà quanti gelati mangiava con le durante il liceo invitava le compagne di scuola a casa come scusa, offrendo la stracciatella. Offrendo la stracciatella. Chi ha la collezione di farfalle, lui aveva la stracciatella. E in realtà ha messo in pratica solo una sua grande passione. Io ho dato respiro a questa passione subito trattandolo male, cioè l'idea mi sembrava particolarmente sciocca. Ma vivevo un momento di non totale comfort nel lavoro che facevo. Io sono stato molto fortunato inizialmente nella mia carriera da dipendente, e quindi ho studiato il business plan, gliel'ho presentato dopo 15 giorni, lui si era praticamente dimenticato questa idea. Tu cosa hai studiato? Io ho studiato economia e commercio. Il punto cruciale dell'unione, no? Ho studiato economia e commercio, ho iniziato a fare il consulente, ho lavorato in una delle Big Four, si chiamavano allora, in M&A,
quindi mi occupavo sostanzialmente di acquisizione e vendite d'aziende, valutazioni, due diligence e quant'altro. Quindi E tu poi eri quello in che uno vedeva, diciamo, la fattibilità della cosa, sì, dell'idea. diciamo che io ho messo in pratica quello che impari facendo il consulente, quindi ho preparato un documento straordinario Lui era il di sognatore, 70 il goloso, lui tu è eri- ancora il sognatore, lui vola e io mi aggrappo alle sue zampe e lo tiro verso il basso. Connubio perfetto, però. Sì, connubio perfetto anche perché condito da un'unica educazione familiare, cioè siamo cresciuti in famiglie solide a loro modo e che ci hanno dato i giusti obiettivi. Quel business plan l'ha colpito particolarmente, era preparato come i grandi consulenti lo fanno, quindi molto ben presentato con dei numeri completamente sbagliati, ma l'importante è sapersi vendere bene, no? I consulenti lo sanno fare molto bene e io quello avevo nel mio passato. Quindi quello l'avevi imparato. E ci siamo lanciati con questa idea semplicissima, facciamo il più buon gelato del mondo. A Torino. A Torino, per diciamo entrambi di Torino, di necessità virtù, troviamo una location a Torino con delle solite basi. I 3 pilastri su cui abbiamo costruito questa società era totale e assoluta mancanza di conoscenza nel gelato, non sapevamo nulla di gelato, non sapevamo nulla di retail, il piano prevedeva l'apertura di 6 punti vendita in 5 anni e non avevamo mai quasi frequentato. Sapeva un po' di gelato, non così bene. Sì, aveva fatto un po' di stracciatella per invitare un po' di ragazzi a casa e non avevamo soldi. Quindi questi erano i 3 pilastri su cui partire e Guido mi ha detto dai, ok, facciamolo 50-50. Poi è arrivato il momento di dare un nome al negozio, perché era il singolo negozio. Io da pratico gli dicevo Guido, mi devi dire come si chiama, lui creativo, sognatore, come si chiama sto negozio? Io devo registrare il brand e devo fare l'insegna, devo costruire l'insegna. E lui parte da lontano, anche perché io facevo il dirigente allora, mi occupavo di finanza, avevo le mie velleità. E lui invece che formazione ha avuto? Lui ha studiato enologia e viticoltura. Ah, ok, quindi il mondo dei vini. Diciamo. Il mondo dei vini, assolutamente, che poi è arrivato dopo. Oggi ci occupiamo di quello, oggi facciamo i vini. Poi ci arriviamo. E quindi in realtà quando gli ho detto come lo chiamiamo, lui mi ha detto abbiamo la soluzione in casa. Nel mondo del vino in Piemonte c'è stato un personaggio che ha un cognome di 4 lettere, inizia per G, che ha cambiato la natura della viticoltura e vinificazione in Piemonte. Si chiama Gaia. Noi abbiamo un cognome di 4 lettere in casa, Grom. Io ho detto tu sei pazzo. Io voglio fare Grom Investment Banking, non il gelato come una volta. Per fortuna ho avuto una fortuna sfacciata in realtà ad ascoltarlo. Quindi ho accettato l'idea di utilizzare il mio cognome ed è stata un'enorme fortuna perché in qualche modo lui è stato visionario da una parte a decidere di dare il nome del suo socio al 50%. Era una delle cose che volevo chiederti idea. Assolutamente. È stato umile. Certamente Martinetti non sarebbe suonato così familiare in tutto il mondo. Si è creato le condizioni, cosa che accade oggi, di qualche volta telefonare al ristorante e dire buonasera, sono Guido Martinetti, vorrei avere un tavolo per questa sera per 2 persone, mi spiace, guardi è tutto pieno, chiama me e mi dice Fede puoi chiamare il ristorante, buonasera sono Federico Grom, cercavo un tavolo per questa sera, dottor Grom, ma certo, il suo tavolo è sempre disponibile e quindi quella piccola notorietà che su cui in realtà scherziamo spesso, nel senso che non c'è nessuna invidia l'uno nei confronti dell'altro. Abbiamo fatto questo secondo me è stato molto intelligente e umile. Ma devo dire che abbiamo sempre avuto il buon senso di riconoscere il talento altrui, non solo io per lui e lui per me, ma delle persone che ci circondano e siamo sempre stati una delle qualità che ci riconosco in questo percorso. E non solo quello in Grom, anche quello in Muramura e quelli successivi, è la capacità di circondarci di persone migliori di noi. E questo ci ha aiutato enormemente nel costruire un'azienda che è iniziata nel 2003, come dicevi tu, con un piccolo negozio a Torino di 25 metri quadri e 4 persone che lavoravano insieme a noi, in una realtà dopo 12 anni che aveva circa 1000 dipendenti, o come preferisco dire io, collaboratori nel mondo, in 15 paesi, circa 100 negozi. È stata un'avventura fantastica, ma sono quelle 1000 persone che hanno creato il successo, certamente molto più che me, Guido. Ma può essere, insomma, che a quell'età, in quel momento, quando stavate per aprire il primo negozio a Torino,
diciamo siete andati un po' anche sulla spinta dell'incoscienza magari data Totalmente. Non la definirei incoscienza, nel senso Sì. che io sono un appassionato di numeri, di scenari, di pianificazione, quindi il business plan poi alla fine era, per quanto sbagliato, imprudenza nei numeri, era ben calcolato. Quindi il rischio è sempre stato ben calcolato, ma c'è l'enorme fortuna della prima generazione di imprenditori di non avere nulla. Entrambi veniamo da famiglie normali, nel senso che non c'è mancato nulla, ma mio papà era un dipendente, mia mamma dipendente. Condizioni normali. Della media borghesia, poi negli anni 70 non ti mancava nulla, anche con 2 stipendi normali. Il fatto di non avere nulla ti porta a rischiare tutto perché non rischi nulla. Fare all-in quando non hai niente è facile. È più facile. Sei giovane, non hai una famiglia, non hai responsabilità, non hai figli, non hai la casa, i tuoi genitori non hanno la casa, non hai quasi quasi neanche la macchina, non hai niente. Nel 2003 tu avevi quanti anni e lui quanti? Io, quando l'idea aziendale è nata nel 2002 ad agosto, lui aveva 27 anni, io 29. No, siccome abbiamo anche un pubblico molto giovane, può essere anche ispirazionale, diciamo, questa puntata, come sono state altre. Sì, dire, diciamo che in Italia siamo stati spesso descritti come giovani imprenditori, ma giusto perché siamo in Italia. In realtà in molti altri paesi, in California saremmo stati 2 vecchi imprenditori alla terza, quarta esperienza. Ancora oggi c'è questa mentalità, ma così è un paese di vecchi come me, l'Italia. Certo, senti, no dai, vecchi no, però ho capito il concetto. Invece siamo nel 2003, apre la prima gelateria Grom a Torino e sto pensando rispetto ad oggi, vabbè, di anni ne sono passati, ma non esistevano i social, non esistevano gli influencer, non esistevano diversi metodi anche di pubblicità, possiamo dire così. Sì. E com'è andata? Cioè, raccontaci i primi passi. Ma allora, è andata innanzitutto che noi non avevamo soldi e quindi anche se fossimo stati oggi gli influencer, i social e via dicendo, non si sarebbero potuti frequentare. Non potevamo. Noi avevamo giusto i soldi per aprire il negozio e comprare le materie prime. In realtà non abbiamo mai fatto pubblicità, ADV. Né offline prima né online dopo, mai. Noi abbiamo sempre solo investito in materie prime. L'apertura è stata... Come è stata pubblicizzata? Passaparola. Tra virgolette l'apertura. Passaparola. Gli amici, la mamma, la nonna. E poi è stato un effetto domino. Le amiche della nonna, tutti quanti. E poi è stato un effetto domino e in realtà il successo nostro è stato veramente il word of mouth. Passaparola. E credo che sia... ancora oggi il metodo più rilevante per avere successo localmente, ovviamente, con una capacità di scala non così importante come possono avere i social, ma è molto più efficace quando un amico tuo personale di cui ti fidi ti dice guarda vai là perché quel posto è figo, rispetto a che anche se lo leggi sul post di una persona di cui ti fidi ma che non conosci. È un po' come quando... nel mondo del lavoro anche consigli, non so, un collaboratore o un professionista, dici guarda ha fatto non so, un lavoro con me, è molto bravo, chiamalo, cioè un po' il concetto. Mi è capitato giusto stamattina, ho ricevuto una telefonata su un ex dipendente di Grom, un importante collaboratore. Ovviamente la voce di una persona di cui ti fidi è meglio rispetto a un commento su LinkedIn. Per citare un social che ogni tanto frequento. Credibile anche non esisteva Facebook, sì. Non esisteva Instagram, per carità, Google forse era veramente all'inizio, esistevano i giornali. Io ho scoperto la forza del quarto potere cosiddetto, quindi della comunicazione sulla carta, con l'inaugurazione del negozio di New York, poco dopo rispetto al primo negozio. 2003 Torino. Poi le future 2 anni per capire dove eravamo finiti. Torino era gelato buonissimo, quello è stato il nostro successo, cioè selezionare le migliori materie prime è stato un segreto stupido applicato in un mondo maturo. E siete stati secondo me anche tra i primi a insistere sul concetto selezione delle materie prime, no? I primissimi. Adesso lo fanno tutti. Adesso lo fanno tutti, era una strada che avrebbe percorso qualcuno, l'abbiamo fatto solo per primi. All'inizio ci hanno detto fallirete, perché tutte le volte che rompi le regole qualcuno ti dice non ce la farai, è evidente. Ma se segui le regole degli altri non innovi, è inevitabile. C'è una battuta
direi più che famosa rispetto a Steve Jobs, se avesse ascoltato le ricerche di mercato non avrebbe fatto un telefonino con un solo pulsante. È evidente. E quindi noi non ne abbiamo mai fatto uso, non abbiamo mai fatto ricerche di mercato, non abbiamo mai fatto benchmark, abbiamo portato avanti le nostre idee, fortunatamente. Nel senso che il fattore K ha influenzato moltissimo questo percorso. Fattore K avete capito cos'è? Assolutamente sì. Dopo 2 anni di studio ci siamo resi conto che questa prima gelateria andava benissimo, cioè era diventata veramente... Una Torino cambiata anche sul mondo del gelato. Ma sì, in realtà non ancora. I tempi di reazione erano molto più lunghi rispetto ad oggi. I competitor si sono accorti di Grom 10 anni dopo dal primo punto vendita. Oggi la capacità reattiva vostra, intendo dei ragazzi più giovani come voi, è molto più veloce. Molto più veloce. Però voi, insomma, questo passaparola famoso che dicevi, continuava, si alimentava. La gente si metteva in coda fin dal principio, assaggiava un gelato che era significativamente e alla cieca più buono rispetto agli altri e quindi continuava a comprarlo. Abbiamo aperto dopo 2 anni altri 5 negozi a Padova, Parma, Firenze, Milano e Genova, tutti di successo, e a quel punto ci siamo detti, vabbè, qui abbiamo qualcosa in mano di importante. Di grosso. Di Nel goloso. 2006 io ho letto, ecco, questa forse è stata l'unica analisi di mercato seguita, ma riderai appena te la racconto, uno studio di McKinsey, famosa società di consulenza dove io avrei voluto finire a lavorare, non ce l'ho fatto, sono finito a fare il gelataio, con disperazione di mia madre, iniziale. Iniziale, esatto. McKinsey che diceva il consumo di gelato medio pro capite nel mondo è così fatto. L'Italia, dove noi pensiamo di essere grandi consumatori, 12 kg all'anno. Gli Stati Uniti 24. Io chiamo Guido e dico dobbiamo aprire negli Stati Uniti. Per forza. Finito lo studio. Dove apriamo? Apriamo a New York o apriamo in the middle of nowhere in un posto caldo? A Phoenix. Apriamo a New York. Comunque più figo. Noi ci divertivamo, avevamo 30 anni. Esatto, però lì erano passati, insomma, avevate aperto altri 4 negozi. anni. Dal 2003 no, al dico lì l'all-in era un po' più no, consistente o... L'all-in era tutti gli anni. Tutti gli anni, sempre. Cioè tutti gli anni era all-in. Tutti gli anni era tutto quello che c'era, rischiando il massimo. Noi non abbiamo mai, dico mai, in tutta la vita di Grom, distribuito un dividendo. Io mi sono dato uno stipendio più basso rispetto all'ultimo che avevo come dirigente in un'azienda e così abbiamo fatto. La prima macchina aziendale che ho comprato da Grom, ho comprato un furgone, un Renault Trafic, perché mi permetteva di spostare in giro per l'Italia la merce, per allestire i negozi. Quindi assolutamente reinvestito sempre tutti gli anni per tutta la vita di Grom. Poi abbiamo raccolto i frutti finali, poi ci arriveremo. Certo. Nel 2006 leggiamo questa statistica, decidiamo di aprire a New York e lì è la prima volta che decidiamo di investire in comunicazione. Adesso vi faccio ridere perché voi fate comunicazione. Abbiamo deciso di fare un evento a New York per il lancio del negozio. Comunque era un negozio importante per noi. Manhattan, Broadway, con la 76esima, $18.500 di affitto al mese, una roba scioccante. Oggi mi rendo conto che non lo è, ma per me allora era scioccante. Fissiamo il budget per fare la comunicazione. Comunicazione stava per? Abbiamo contattato le 3 migliori agenzie di New York. Ripeto, non c'erano i social. Agenzie di New York hanno risposto le 3 migliori, perché se lo fai lo devi fare al meglio, sempre. Questo è sempre stato il nostro motto. Questo è un altro concetto. Ogni tanto Ossessione per l'eccellenza. 3 preventivi. $95.000, quello più economico, per lanciare una gelateria a New York. 144.000 il più caro. Io non avevo esperienza, quindi avevo fissato un budget leggermente sbagliato, che era di €5.000. Ma lì è esattamente l'ignoranza che deve diventare creatività. Molto spesso, se tu non conosci dettagliatamente un argomento, ma conosci gli argomenti di contorno, puoi utilizzare quell'ignoranza specifica per farla diventare creatività. L'abbiamo fatto nel gelato, non sapevamo nulla. Non sapevamo perché il pistacchio doveva essere verde e per questo l'abbiamo fatto di colore naturale e buono. Oggi tutti lo fanno di colore naturale. Allora quando noi abbiamo chiesto la pasta di pistacchio senza colorante ci guardarono dicendo non la venderete. E quindi lì scopri con gli occhi del bambino quella trasparenza delle cose che sono dei luoghi comuni ma che possono essere rotti facilmente, ma ci va ignoranza.
Per fortuna io ne ho 80 e quindi continuo a colmarla innovando. Quando abbiamo aperto New York, quei 5.000 euro ci sono serviti per organizzare un piccolo evento. Guido mi ha detto, guarda, nessuno secondo me ha mai fatto uno zabaione allo Château d'Yquem. Dico, che cacchio è lo Château d'Yquem? È un vino dolce francese, il vino dolce più caro e più conosciuto al mondo. Va bene, facciamo... Questa è parte della sua formazione. Della sua formazione nel vino. Facciamo lo zabaione allo Château d'Yquem. 3.000 euro se ne sono andati per comprare 6 bottiglie di vino. Quindi me ne mancavano 2. Ma non è che io potevo aumentare il budget, quello avevo. Quello è. Che poi quadrava, insomma, con tutto. Quindi ho preso una ragazza con esperienza universitaria di New York, con gli altri 1.000 euro abbiamo fatto dei pacchetti con dentro dei cioccolatini, delle cose di Grom, e ho detto alla ragazza, adesso porta questi pacchetti ai giornalisti. E dice, ma devi prendere un'agenzia. Io non li conosco i giornalisti. E ho detto, lo so già che devo prendere l'agenzia, ma non ce l'abbiamo. Vai al bookstore, compra tutti i magazine, tutti i newspaper, guardi nella pagina di copertina chi è il giornalista che si occupa di food, la sede di New York, vai, bussi e porti il pacchetto. Così è stato. Long story short, perché sennò stiamo qua tutto il giorno. No, ma è molto interessante. Abbiamo avuto una pagina intera del New York Times, la prima pagina del New York Sun, tutti i giornali, magazine, le televisioni degli Stati Uniti hanno parlato di questo evento, che era una semplice apertura di una gelateria a New York. Siamo andati 2 volte al Today Show. Senza budget, noi abbiamo fatto l'inaugurazione a New York, che inaugura 100 locali al giorno, forse più importante del decennio. C'erano 100 metri di coda all'inaugurazione, la gente aspettava 2 ore e mezza per comprare un cono a più di $5. È stato bellissimo. Veramente una delle settimane più emozionanti della vita, e in quel piccolo negozio a Broadway ci siamo resi conto che stava cambiando la nostra vita. Come l'avete vissuto quel momento lì? Guido? Allora, io ho vissuto gli anni '80 con il mito della finanza di New York, Wall Street, Gordon Gekko, robe Voi eravate lì ad aprire una... Io sono arrivato a New York e ho visto a Manhattan la scritta Grom, il mio cognome sul negozio, cioè una roba... Ci fermava la gente per strada per chiederci gli autografi. Tutta questa attenzione sui giornali, cioè una pagina intera sul New York Times, al semaforo ci chiedevano gli autografi, una roba celebrity overnight. Poi ti rendi conto che non sei assolutamente nessuno. Però gli americani sono entusiasti. C'è quell'entusiasmo sano rispetto al successo, sono felici se tu hai successo. Cosa che invece in Italia, chissà invece quante critiche, poi volevo arrivare anche su questo tema qua, ma non volevo rompere il momento magico subito. No, assolutamente un tema rilevante. Hai notato una grande bisognerebbe insegnare alle elementari, all'asilo, alle medie che il successo non necessariamente è una cosa brutta e cattiva per cui uno si deve fustigare, che fa un po' parte della nostra cultura, ecco. Negli Stati Uniti no, il successo è da celebrare, io lo celebro, se trovo una persona che ha avuto successo, sono contento. Quando sono arrivato qua questa mattina ho visto questo bell'ufficio, tutti questi ragazzi che lavoravano, io sono felice per voi, e quindi quella settimana come l'ho vissuta? Ero al 7° cielo a New York con questo successo incredibile, inatteso, inaspettato. E lì tua mamma? C'era nulla di programmato. Io poi non mi perdo i dettagli che mi hai detto. E lì mia mamma e mio papà ti volevano ovviamente consulente finanziario. Sì, no, in realtà una delle grandi fortune, forse la più grande insieme all'incontro con Guido e con mia moglie, è che quando io a mio padre ho detto guarda, vorrei aprire una gelateria, e facevo il dirigente a 27 anni, quindi avevo avuto un bellissimo percorso, fortunato anch'esso, avevo uno stipendio incredibile, da cinquantenne, mi disse bravo, comunque sarà una bella esperienza. E molti genitori probabilmente avrebbero detto il contrario, sarebbero stati i primi demolitori di sogni. Ci sono tanti demolitori di sogni, no? Che ti dicono non ce la potrai fare, fallirai, ma perché? Ma vai a lavorare in banca, con tutto rispetto per le banche, ma insomma magari uno ha il sogno di fare il gelataio.
Io non avevo il sogno di fare gelataio, avevo il sogno di fare l'imprenditore. Sicuramente sarei finito a fare imprenditore. Però poi hai fatto l'imprenditore con un tuo caro amico, con un progetto, cioè immagino, no? un altro stimolo rispetto a quello che magari facevi. Ma sì, poi lì serie di fattori. Se sei fortunato e intelligente, fai un'avventura imprenditoriale non da solo, ma con qualcuno che sia diverso da te nella passione, nelle attitudini, ma uguale a te nell'educazione, per condividere i momenti belli, ma ancora di più per condividere i momenti difficili. È stato talmente fortunato che dopo 20 anni continuiamo a fare delle cose insieme. Senti, ma invece la gelateria di New York, di cui abbiamo parlato fino adesso, è stata poi quella che nel corso degli anni ha registrato maggiori guadagni o Allora, o no. Bisogna dividere tra incassi e guadagni. Ok. Nel senso che New York è una città dove puoi fare altissimi incassi, ma scarsissimi guadagni. Gli incassi più alti li abbiamo fatti in un negozio a Tokyo, in un quartiere che si chiama Shinjuku. Avevamo un negozio fantastico in una location dove la domenica c'è 1 milione di persone che passano davanti al negozio. Negozio di 40 1 milione. 1 milione di persone la domenica. Quel negozio ha fatto il primo anno su 40 metri quadri quasi 1.800.000 euro di incasso. Un altro negozio di New York faceva 1,5 milioni, gli incassi più alti li abbiamo fatti all'estero, ma quando poi paghi 500.000 di affitto, Certo. ovviamente chi guadagna veramente è il landlord, è il proprietario del negozio. Direi che le piazze che ci hanno dato più soddisfazione da un punto di vista di guadagno sono le città italiane, Milano in primis, Torino sicuramente, Roma, quindi le grandi città italiane. E invece come poi cambiavate i gusti magari in base alla geolocalizzazione? No, zero. Allora, interessante, domanda molto bella. Allora, una delle prime, noi avevamo, ancora Grom ha uno standard per cui vengono promossi gusti stagionali per la frutta. Ci sono c'è il gusto del mese, questa è stata una cosa che ci siamo inventati, poi tanti altri hanno fatto, e poi dei classici. Quando siamo andati a Tokyo ci siamo detti, caspita, forse sarebbe il caso di modificare e portare dei gusti adatti alla popolazione, al palato giapponese. E abbiamo fatto un green tea matcha, il miglior grado di green tea del Giappone, molto buono. E abbiamo fatto un fior di latte alla zucchi, che è un fagiolo rosso giapponese che utilizzano per fare i dolci. Cosa è successo? È successo che alla fine dell'anno quei 2 gusti erano i meno consumati del negozio. In ogni Lawson, in ogni convenience store d'angolo trova un gelato al green tea. Nei loro ristoranti? Nei loro ristoranti, dappertutto, a casa loro. E quindi noi abbiamo deciso da lì in avanti di portare l'italianità, di portare il fior di latte, di portare quei gusti che sono nostri, anche parlando italiano, anzi sempre parlando italiano. Dietro al bancone avevamo sempre dei ragazzi che arrivavano dall'Italia, che hanno lavorato a Giacarta, hanno lavorato a Hong Kong, che si sono trasferiti e che magari potessero parlare anche un inglese un po' maccheronico come il mio, ma perché è importante per il cliente dall'altra parte percepire che c'era un italiano. Certo. E quindi non adattamento ai gusti, ma esportazione di uno stile di vita. Quindi stracciatella poi era quella Stracciatella. più richiesta. No, direi E pistaccio, il più venduto pistaccio insieme a cioccolato e crema di groma. Il cioccolato è un grande classico, la crema di groma era un po' il piatto della casa, e il pistaccio a Guido è venuto particolarmente bene, diciamo così. Anche se era molto allenato sulla stracciatella. Esatto. Dato dalla crescita. E possiamo dire che l'Italia è, diciamo, il primo paese al mondo per quel che riguarda il mondo del gelato? Cioè, come ci posizioniamo secondo te? Allora, da un punto di vista di consumi, no. Lo dicevamo prima, i consumi più elevati di qualità, sono in New Zealand. Sono i più grandi consumatori di gelato al mondo, poi gli americani. Da un punto di vista di consumi in Europa ci sono i Nordics, quindi tutti i paesi del nord Europa che consumano più gelato, lo consumano in modo diverso. Noi siamo un'eccellenza in un caso particolare, la vendita di gelato per strada, nelle gelaterie. Nel resto del mondo il gelato si vende al supermercato, si vende per un consumo domestico. L'Italia ha un consumo molto elevato di gelato, quasi 5 miliardi di euro, ma di questi 5 miliardi 3 sono nelle gelaterie. Considera che questa percentuale è completamente ribaltata all'estero. Gli Stati Uniti il consumo in gelateria sarà il 3%, il 5%.
in Cina 0. Per quanto uno dice, no, ma a Shanghai ci sono le gelaterie. Va bene, certo, 3 gelaterie a Shanghai su 20 milioni, 25 milioni di persone ci sono, ma non fanno statistiche. No, sto pensando che adesso continuiamo a dire gelaterie. Secondo me al giorno d'oggi siamo arrivati quasi ad avere delle boutique di gelati. Ma sì, ma non bisogna darsi neanche troppe arie. Cioè, No, secondo me siete io mi stati sono i sempre detto primi. gelataio e la gente mi diceva, ma no, tu ti devi definire maestro gelatiere. Ma va bene gelataio. Le boutique sì, certamente il prodotto si è evoluto, è diventato più buono. Per fortuna la nostra esperienza è stata un pochino da nave scuola, se vogliamo dire, e tanti hanno fatto bene i follower, alcuni meno bene, ma la qualità media si è innalzata moltissimo. Con la recente inflazione in alcuni casi ho visto sì delle distorsioni sui prezzi forse un po' troppo elevati, però è un mestiere difficile, quindi capisco bene chi fa un grande prodotto ha dei costi di materie prime molto elevati e quindi poi vende un gelato magari a 4 euro. Quanto è stato difficile all'inizio? Voi insomma eravate molto orgogliosi della selezione delle materie prime, no? Però avere delle materie prime sempre di altissimo livello, quanto è stato difficile averle sempre in casa, lavorarle? Non è stato complicato, è stato un gestirle in lavoro tutte le gelaterie. culturalmente difficile, nel senso che Guido, che si occupava di questo argomento, ha girato il mondo per andare a studiare l'agricoltura delle materie prime. Non bisogna fare compromessi finanziari, per cui nel momento in cui uno fa un compromesso e dice ma devo risparmiare un pochino di qua, un pochino di là, ovviamente non vai più a comprare il meglio del meglio e quindi il più buono. Ma non è stato complicato, né all'inizio né dopo. In realtà è solo una questione di dire rispetto la mia missione, che è quella di fare il miglior gelato del mondo. Non la raggiungo mai, va bene, è un sogno, ma quella è la missione dell'azienda. E quella era la missione dell'azienda. Ma l'Italia, secondo te, secondo il tuo socio, che parli a nome insomma di tutti e due, offre la possibilità di avere delle materie prime di alta qualità? Cioè, secondo te... Assolutamente sì, ma cioè, il fatto... il ragionamento del chilometro zero non esiste. Cioè è velleitario e utopistico. Esiste il chilometro zero se fai un prodotto, ma se fai tu il gelato, cosa vuol dire il chilometro zero? Fai il gusto caffè, fai il gusto cioccolato, mica sulle colline delle Langhe crescono le fave di cacao, devi andarle a prendere altrove. E il meglio del meglio, ma anche solo se uno fa un sorbetto di limone, in Italia c'è. In Sicilia, la costiera amalfitana, sicuramente ci sono delle eccellenze, ma non per tutto. Non abbiamo il clima per tutto e non abbiamo neanche il genius loci per tutto. Magari c'è il clima giusto, ma non c'è il genius loci, non ci sono le persone che sanno fare quel lavoro come dovrebbe essere fatto. È stato molto importante, secondo me. Io, insomma, sono un grande goloso come il tuo socio, vi ho sempre seguito. Avete fatto un bel lavoro di branding, secondo me, perché comunque era tutta coordinata la comunicazione, il logo, no? Che adesso tutti, quando devono aprire una nuova attività, studiano e fanno ad altissimo livello. Voi l'avete fatto in tempi, insomma, dove non c'era ancora questa cultura. Quanto è stato importante, secondo te, dare, diciamo, valore al prodotto finale anche attraverso tutta l'esperienza, quindi guidata tra comunicazione, all'inizio menù, è stato gusti, inconsapevole, nel senso che oggi c'è una cultura diffusa su questi argomenti. In realtà il logo, il colore blu non è stato studiato. Io lavoravo in una società di ingegneria, c'era un designer, gli ho detto senti, la gelateria la chiamiamo Grom, me lo disegni il logo? E lui ha disegnato queste lettere. Il colore blu l'ha proposto lui, ho detto ma sì, ma oggi ho una cultura completamente diversa, quindi partirei dal posizionamento del brand, dalla personalità del brand, dove si colloca, che caratteristiche ha, è più adatto ai giovani, cosa deve trasmettere. Il blu va bene per alcune cose, se no poteva essere arancione, va a sapere. Quindi è nato per caso quel colore. In realtà poi il grande click l'ha fatta la passata esperienza di Guido nel mondo del vino, dove tu comunichi su un'etichetta e non parli mai di prodotto, parli sempre dell'origine del prodotto, la vigna, dove è collocata, il territorio, la tipologia del frutto, non ti descrive il vino, l'etichetta. E noi abbiamo applicato quella cultura sui muri del negozio, che era il nostro Instagram, no? Sono state tutte intuizioni vincenti, quindi la parola intuizione
Sono state La tutte ritrovi? intuizioni vincenti, sì, c'è stato tanto dialogo tra di noi, e tanti punti di incontro, alcuni compromessi e poi alla fine sì, il fattore K che citavo prima ha aiutato evidentemente e arrivare nel momento giusto, al posto giusto, con la cultura giusta. Già solo il fatto che noi siamo partiti con l'euro appena lanciato, noi abbiamo iniziato vendendo il gelato a 2 euro, che oggi è pochissimo. Allora era tanto, ma non avremmo mai potuto vendere un cono a 4.000 lire. Certo. Ma a meno di 2 euro noi non saremmo stati in piedi con le materie prime che utilizzavamo. Col fatto che, come dovrebbe essere per tutti, emettevamo tutti gli scontrini, avevamo tutti i dipendenti assunti in modo regolare, in un contesto diciamo un po' più grigio, ecco, rispetto E invece al il rispetto delle motto, regole. il gelato come quello di una volta, come vi è venuto? Allora, noi abbiamo aperto con un motto diverso e poi sapevamo che dovevamo trovare una soluzione più brillante. A un certo punto, questo lo sanno in pochi. Vai, Guido ci mi- piace allora se lo sanno in pochi. Guido mi dice, ho l'idea, ce l'ho. Grom, vogliamo farvi godere. Ho detto, no, cazzo, Guido, non posso dire sta roba qua a mia mamma. Oggi si potrebbe Sì, fare. oggi sarebbe Allora una no, era un comunicazione- po' un porno shop. L'idea ci stava e poi in realtà è venuta fuori questa idea, credo Guido in questo caso, non mi ricordo, ma do per scontato che sia sua, il gelato come una volta che suonava giusta rispetto al fatto che utilizzavamo materie prime, non utilizzavamo addensanti, chimica e quant'altro, coloranti e ci ha portato fortuna, insomma, ha sempre funzionato. Quindi insomma mi sembra che un po' tutta la parte di comunicazione, di branding adesso che stavamo dicendo, era un po' affidata anche alle idee, le intuizioni Sì, assolutamente, di Guido. assolutamente. Il ricordo più bello di quegli anni, o il ricordo anche più brutto, il momento più difficile e il momento più bello. Il più bello forse me l'hai detto perché è l'apertura a New York. Il momento più senza bello dubbio. è l'apertura a New York. Il momento più difficile... Vissuto insieme, che poi, dove poi però magari vi siete... Sì, il rialzati. momento più difficile me lo ricordo nettamente. Era agosto e ho ricevuto una telefonata dal fratello ricordi di Guido. 2011. Ah. Mi chiama il fratello di Guido e mi dice: Guido, ho avuto un incidente. È stato un brutto incidente, è stato in ospedale, sono partito, ero a casa mia in Liguria, sono partito, sono andato in ospedale, l'ho visto veramente malmesso. E lì c'hai questa doppia combinazione amico, socio, lui è stato male, si è ripreso completamente, ma ho avuto 2 o 3 mesi solo in azienda e questa solitudine mi ha pesato. Era un momento non semplice, c'era una situazione finanziaria esterna complicata, le banche che sono entrate in crisi, e noi comunque che avevamo un momento difficile, quindi quello è stato il momento più complicato. In quello stesso anno, sempre nel 2011, a inizio anno, è stato un anno orribile quello lì. L'11 marzo del 2011 io mi sono alzato presto come tutte le mattine, è arrivata la notizia dello tsunami in Giappone. Noi avevamo dei punti vendita a Tokyo, avremmo aperto nuovi negozi in Giappone in quell'anno. Ho provato, erano le 5:30, 6 della mattina a telefonare a Tokyo, nessuno mi rispondeva. Alle 6:30 è arrivata la notizia che l'onda di tsunami era partita dalle coste del Giappone, avrebbe colpito la California e che avevano dato ordine di evacuazione a Malibu. Noi quello stesso anno, il 7 di gennaio, avevamo aperto il negozio a Malibu. Sto notando come ti ricordi esattamente bene tutte le date precise, no? Che sono tante, di tanti negozi. No, ma te le ricordi, perché in quel momento preciso ho detto, fino adesso ho avuto fortuna, ma tutto crolla. Sì, questa è una roba per un terremoto. Curiosa per la parte imprenditoriale, no? Sapere quando uno ha la percezione che tutto il successo, tutta la fortuna può andare via. Lì mi sono sentito debole e oggi mi vergogno anche un po' perché sono stato egoista, nel senso che il mio pensiero andava più alle mie disgrazie personali, potenziali, che al comune, diciamo. Alla situazione generale in Giappone, dove c'erano tanti morti, tanti disastri, poi li abbiamo visti dopo. Poco dopo abbiamo deciso di, io e Guido, restituire l'impegno del popolo giapponese rispetto a una tragedia di questo tipo, in generale, ma anche i nostri ragazzi che non hanno mai smesso di lavorare in una situazione in cui
non c'era la corrente, non c'erano i treni per andare a lavorare, insomma non hanno mai mollato, mai un attimo. Quello stesso anno abbiamo aperto i 2 negozi che erano ipotizzati. A luglio abbiamo deciso nel nostro piccolo di ringraziarli, abbiamo preso un aereo, siamo andati a Tokyo, c'era un camioncino che ci aspettava con un banco mobile. Abbiamo guidato 11 ore, siamo andati in una cittadina vicino a Fukushima. Siamo arrivati con questo furgone su questa collinetta dove c'era la scuola della città. Sotto c'era la città, c'era prima che noi arrivassimo, ma l'onda l'aveva spazzata via, e noi ci siamo messi a servire il gelato dopo pranzo a questi bambini che vivevano di fianco a un accampamento di container. Bello. La palestra era stata trasformata in casette, ma casette vuol dire che c'erano delle scatole di cartone 2 metri per 1 dove vivevano le famiglie, e noi servivamo il gelato. Insomma, si è creata la coda anche lì, perché i giapponesi che mangiano il gelato a Fukushima italiano probabilmente non l'avevano mai assaggiato. Beh, quello immagino sia stato un altro momento di ripresa per quel 2011, e a un certo punto c'era un bambino in un angolo che piangeva disperato. Ovviamente tu immagini la distruzione, i morti, chissà per cosa piangeva. Noi non parliamo giapponese, ma Guido mi dice: senti, vai a prendere una coppetta di crema di Grom. Gliela porto, lui va vicino al bambino giapponese che piangeva proprio di una disperazione cosmica. Sento che stai per dire che vede la coppetta. Prende il cucchiaino, glielo mette in bocca, e questo bambino fa la faccia più schifata della vita. Però smette di piangere. Ma era schifatissimo. Guido, che è uno determinato come me, prende un altro cucchiaino e glielo mette in bocca. Stesso gusto, crema di Grom. Il bambino, che aveva già smesso di piangere, fa un sorriso meraviglioso, e lì è stato il click. Bella immagine che questa. Ci ha portato a svoltare, e quel bambino ci ha insegnato che la felicità sta nelle piccole cose, anche magari in una piccola coppetta di gelato, ed è stato un bellissimo momento, memorabilissimo. Beh, quello che insomma dico sempre quando entro nelle gelaterie, quindi te l'ho detto, sono un goloso. Io quando vado una settimana, non so, in vacanza in un posto, faccio i primi 2 giorni a girare tutte le gelaterie, a vedere le recensioni, fin quando non trovo quella che poi mi trovo empatia, insomma. Entri sempre contento in una gelateria, no? C'è un po' quel concetto lì. Sì. È bello, c'è un bel momento quello di condivisione all'interno di una gelateria, quindi poi una scena del genere. Lo dico spesso quando magari mi chiamano a fare faccio spesso lo speaker aziendale, mi capita spesso nelle banche, no? E allora dico: voi avete un mestiere difficile, perché l'obiettivo ultimo di chi fa retail, che tu venda un mutuo o che tu venda un gelato, è che il cliente esca col sorriso. Quello è il fine ultimo. Tu fai una promessa, la mantieni, il cliente è soddisfatto e ride quando esce. E dico sempre: in gelateria è facile, in banca è difficile. In banca è difficile. Molto difficile. Il challenge è molto più alto. Certo. Però sì, è un bel momento, ovviamente. Uno entra in gelateria per regalarsi un momento di tranquillità, di piacere, condivisione. Di condivisione, non necessariamente magari sei solo, ma è piacere per te stesso. Ovviamente il servizio, cioè è tutto, nel momento in cui la scala cresce, più complicato, perché ci sono magari nel 2015 1000 persone che devono essere preparate, che devono essere formate, che devono sorridere loro stessi, magari dopo 8 ore di coda, insomma non è semplice. No, questo era più un mio commento da consumatore. Da consumatore, esatto, consapevole. E invece in tutti questi anni come è avvenuta anche, insomma, l'innovazione, la ricerca dei nuovi gusti, stare al passo con le tendenze che avete lanciato? Avete viaggiato molto? Come funziona? Abbiamo viaggiato molto perché viaggiavamo per lavoro, in realtà, e quindi l'apertura dei diversi negozi ci portava a New York, a Los Angeles, a Tokyo, a Osaka, a Giacarta, a Dubai, in Qatar, a Londra, insomma, in tutti... Forse alla fine in tutte le città più belle al mondo, e dove il food la fa da padrone. Spesso ci lasciavamo trasportare dalle nostre passioni. Quindi io un bel momento all'inizio ho detto a Guido, a cui piacciono i gusti puliti, netti, dove si sente tipo la crema all'uovo senza niente. E io sono invece un po' più americano nei gusti, mi piacciono i gelati coi pezzi, fammi un gusto per me. Un bel momento, li hai fatti tutti per te, ma fammi un gusto coi pezzi. Anche perché si chiama Grom.
E quindi lui dopo 6 mesi mi dice: ce l'ho. Facciamo una crema all'uovo con dei pezzi di cioccolato e un biscotto di mais, di meliga in piemontese. Te lo faccio assaggiare. Me lo fa assaggiare e dico: finalmente, questo sì che è un gusto che mi piace. Come lo chiamiamo? Mi hai rotto talmente le palle che questo gusto qua lo chiamiamo la crema di Grom, perché è il tuo gusto. In realtà poi è diventato anche il gusto favorito di Guido, e oggi apprezza anche lui i gelati coi pezzi. Quindi le innovazioni venivano, guarda, uno dei più grandi successi è stato un gusto al caramello salato. Noi eravamo in un ristorante stellato a Parigi, ci avevano portato un dolce che era un caramello beurre salé. E ho detto: questa roba qua è buona, dobbiamo farlo nel gelato. Guido ci ha messo un anno a studiare tutte le varietà di sale, perché poi quando uno ha l'ossessione studia tutti i possibili sali utilizzabili nel mondo, dal rosa dell'Himalaya a quello nero delle Hawaii e quant'altro. È arrivato all'ingrediente, è diventato un grande successo, soprattutto all'estero. E sto pensando, insomma, a tutto quello che mi stai raccontando, ma poi arriviamo a Unilever. Lo dico all'italiana, qualcuno magari sa già di che cosa stiamo parlando, che decide di acquistare Grom. Voi decidete di vendere Grom. Raccontaci tu com'è andata. L'hai detto con un pizzico di tristezza, ma sì, in realtà si può dire col sorriso. Va bene, ok. Me l'hai detto tu, mi hai dato tu il permesso. Assolutamente sì. In realtà decidono i vertici di Unilever che Grom poteva essere un perfetto completamento del portafoglio che questa grandissima multinazionale ha nel mondo del gelato. E i più grandi venditori, produttori di gelato al mondo, quasi 7 miliardi di euro di fatturato fanno. Tutti i più grandi marchi sono di Unilever, manca la nicchia, bussano alla nostra porta. All'inizio io rifiuto perché l'azienda non era in vendita, in realtà avevamo, come tutte le altre attività che ho iniziato, una visione per la vita. Poi ci rendiamo conto che siamo seduti insieme a persone, ci rendiamo conto nel tempo che siamo seduti insieme a persone di qualità, che avrebbero reso eterno il nostro sogno, con risorse per renderlo ancora più importante e che davano anche sicurezza a tutte le persone che ci avevano aiutato ad andare fino a quel punto. Durante la conversazione con Unilever, che dura pochi mesi in realtà, tra il mio diniego iniziale e il loro successivo ritorno all'attacco, mia moglie mi dice: guarda che aspettiamo un bambino e arriva a fine anno. E quindi lì è cambiato per me il punto di vista verso me stesso. Fino a quel momento ero figlio, non avevo responsabilità e potevo fare all-in in ogni momento. Il ruolo di padre ti porta altre responsabilità e quindi anche una propensione al rischio diversa. Abbiamo iniziato a dialogare con Unilever per farli entrare con una quota di assoluta minoranza. In mezzo alla negoziazione loro ci hanno fatto una proposta per la maggioranza assoluta, per il 100%, e noi abbiamo accettato. Quindi in realtà in pochi mesi non si è chiusa un'avventura, perché poi l'avventura è continuata, continua ancora oggi. Io per 4 anni sono rimasto amministratore delegato della società. In che anno è avvenuto il passaggio? 15. 2015. Settembre 15, quindi sono passati 8 anni, più di 8 anni. E quei 4 anni sono stati fantastici, nel senso che ho imparato un sacco di cose. Quindi scusami, dicevi 4 anni in cui sei stato amministratore delegato di Grom, in collegamento diretto con gli alti vertici di Unilever, azienda da 180.000 dipendenti, strutturata, molto competente nel marketing. Ho imparato davvero tantissime cose, mi è stato molto utile. Ma sono stati 4 anni fantastici anche perché mi hanno permesso di riflettere sulla mia seconda parte della vita. È stato un po' come un intervallo, no? Tra un primo tempo, certo, del Super Bowl, fantastico. Con anche una maturità diversa. Sì, certamente, avevo 42 anni quando abbiamo venduto, quindi ho svelato la mia età, sì, ho fatto 50 anni. E quindi quei 4 anni sono stati fantastici perché ci hanno aiutato a pianificare l'immediato futuro. Muramura è un'azienda che nel 2007 avevamo creato per fare la miglior frutta possibile da trasformare in sorbetti, con l'esperienza di Guido nel mondo del vino.
Il sogno di fare il vino è sempre stato quello di Guido fin da bambino ed è stato sviato dall'esperienza nel gelato. Scusami se torno un attimo indietro, perché Sì. tu hai parlato della tua prospettiva di vita quando c'è stata l'offerta da Unilever, eccetera, ma come vi siete messi d'accordo tu e Guido? Cioè, come l'avete vissuta? Guarda, c'è sempre stata totale fiducia l'uno nei confronti Cioè, dell'altro. eravate poi... Io ho detto, questa cosa qua la portiamo avanti? Sì, può essere giunto il momento anche per me, Guido mi dice. E lì la negoziazione l'ho gestita interamente io, Ok. con totale ruolo in trust di Guido. Dall'altra parte c'erano soggetti molto rilevanti, c'era il responsabile M&A di tutto Unilever, c'è stata una due diligence con circa 50 persone che sono venuti a controllare ogni aspetto dell'azienda, che però era gestita molto seriamente e quindi non è stato rilevato nulla di particolare. Sono in toppo, diciamo. Abbiamo creato un business plan insieme su cui poi abbiamo lavorato per tanto tempo dopo e quindi siamo stati super d'accordo, felici. Nel momento in cui abbiamo chiuso il deal sapevamo già quale sarebbe stata l'avventura dopo, quella nel mondo del vino. Dicevo prima, per Guido era un sogno fin da bambino. Nel 2015 Muramura era un'azienda agricola di 25 ettari in Piemonte, nel cuore del Piemonte, dove la produzione più rilevante, importante, significativa è quella del vino. Barbera, Nebbiolo e quant'altro. Abbiamo deciso di utilizzare le nostre competenze raccolte in tanti anni da imprenditori, o pochi, dipende dai punti di vista, e le risorse che l'Exit ci ha dato per investire, comprare dei terreni in Langa, Barolo e Barbaresco, costruire la cantina, costruire un meraviglioso relais, uno straordinario ristorante, una stanza segreta che è sospesa tra i vigneti di Muramura. Ci abbiamo messo del tempo, ci abbiamo messo tanta fatica, tanto impegno. Siamo, come sempre, circondati da persone migliori di noi e quindi oggi Muramura è l'attività che mi occupa più tempo, che mi dà tante emozioni, che mi fa bere bene tutti i giorni. Barolo, Barbaresco, Barbera, io sono appassionato, ma sai, a stare con un appassionato diventi appassionato. Certo. Quando io ho conosciuto Guido bevevo vino da tavola, perché quello era quello che passava a casa. Complimenti per l'ottima forma, tra l'altro, perché hai visto passare gelati e adesso vedi passare vino, cioè... Quando è roba sana e uno è impegnato anche a fare un po' di movimento fisico, si tiene in forma. E l'inizio, insomma, dell'avviamento di Muramura ti ha stimolato di più o di meno rispetto all'avvio di Grom? C'è tutta un'altra consapevolezza. Maturità che dicevo prima. C'è tutta un'altra maturità. È un business complicato, difficile. Mi piacciono le cose difficili, mi piacciono le cose che non so, perché mi piace imparare, mi piace studiare. Il fatto di condividerlo con Guido mi aiuta molto, perché lui quella cultura ce l'ha, ha lavorato in importanti cantine prima di iniziare l'avventura di Grom, ha lavorato a Chateau Margaux con Pontalier, il più famoso di sempre enologo, ha lavorato da Jean-Louis Chave. Insomma, una grande formazione. Grande formazione, e quindi il fatto di farlo con lui mi ha aiutato. Io mi occupo della parte commerciale, un po' come prima, lui si occupa del prodotto, ci dividiamo così, e gran parte della mia vita è occupata da questa splendida avventura Muramura che sta avendo i primi frutti. Un grande produttore di vino mi ha detto: ci vanno 40 vendemmie per definirsi contadino. Io dopo 100 gelaterie mi posso definire gelataio. Beh, direi di sì. vendemmie ne ho solo 7, quindi sono un contadino in fieri, me ne mancano 33. E il più bel regalo che Guido mi ha fatto in questa avventura, che è più la sua avventura, te l'ho raccontato, è il suo sogno. Io certamente ero più distante dal vino. Quando ha realizzato il suo primo vino, contemporaneamente noi battezzavamo, io e mia moglie battezzavamo mio figlio Romeo, e lui come regalo da padrino gli ha regalato il nome del nostro primo vino. Quindi prima ha deciso di chiamare Grom la gelateria, poi il suo primo vino, il nostro primo vino, si chiama Romeo. Quindi oggi devo combattere con la tendenza che Romeo ha di andare in giro e dire: mi chiamo Romeo Grom, ho il mio vino e il mio gelato. Tant'è che quando l'ha detta la prima volta mi sono incacchiato talmente tanto, l'ho preso da parte, l'ho sgridato brutalmente. Gli ho detto: ma cosa dici? Non si dicono queste cose qua, guarda che è pericoloso, non devi essere riservato, ma poi soprattutto non ti devi dare arie per delle cose che non hai fatto. Senti, tutto bello, ma
Hai qualche rimpianto, qualche rimorso pensando a... Ma no, ma come fai? Parti da poveretto, metti 32.500 euro in un'azienda, dopo 12 anni la vendi a Unilever con 1.000 dipendenti e poi E ti non metti hai a fare il svelato la vino. cifra. No, resterà sempre segreta. così sospesa. A sufficienza per mangiare carne rossa fino a fine mese ogni mese. Un consiglio per chiudere ai giovani imprenditori da dare, da lasciare alla fine di questa puntata? Ma non voglio essere banale e dire inseguire le proprie passioni, perché non è vero, non necessariamente. Certo è divertirsi, ma perché? Perché il divertimento è legato all'unico ingrediente che porta successo, che è la determinazione. Io conosco solo quell'ingrediente lì. La determinazione è alzarsi la mattina presto, correre tutto il giorno fino alla sera tardi, sabato e domenica inclusi. Questa è la vita dell'imprenditore. Se uno non è pronto a fare questo, è meglio fare altro. Quindi il consiglio è: tiratevi sulle maniche e datevi da fare dalla mattina alla sera. Mio padre diceva: le stelle girano, la fortuna gira, qualche volta ne prendi una solo se ti svegli presto e inizi a correre la mattina presto. Qualche volta acchiappi una stella. Quella è la fortuna. Quindi il consiglio è: fate qualcosa che vi permetta di fare con entusiasmo tante ore al giorno, tante ore alla settimana, quello che fate. E allora direi: non ascoltate chi vi dice fallirai, non ce la farai, perché oggi, grazie a questa puntata, abbiamo avuto l'esempio di una bella storia, di una bella amicizia e gran parte dedicata, insomma, anche all'Italia, al mondo del gelato. Grazie ancora a Federico Grom per essere stato qui ad Al Dente. Grazie a te e grazie a voi per l'invito.